Sembrerebbe che le caldaie di Vicolo Biancospino siano un po' datate, perché è la seconda volta che c'è un intervento dei Vigili del Fuoco. Ricorderete qualche settimana fa c'era stato un intervento, ma non per la caldaia, perché avevano dei braccieri di quei ragazzi che fanno gli agricoltori e che hanno appunto un alloggio in via Vicolo Biancospino. Questa mattina c'è stato un altro intervento dei Vigili del Fuoco che però è sostanzialmente diverso in quanto un signor anziano di 80 anni non si sentiva bene, credo che sia intervenuto anche il nipote e quando i vigili del fuoco sono intervenuti, siccome in situazioni, quando, soprattutto d'inverno, quando c'è qualcuno che non risponde in maniera adeguata, c'è sempre il sospetto che possa essere, diciamo, una perdita di monossido di carbonio. L'uomo poi è stato ricoverato in ospedale, ma non dovrebbe esserci nessun tipo di problema relativamente a una presunta intossicazione, però nell'appartamento effettivamente c'era una perdita di monossido. I vigili del fuoco hanno arieggiato il locale e dovranno poi l'anziano o i suoi parenti provvedere a fare una verifica alla caldaia. Quindi tutto bene quel che finisce bene. E con l'occasione approfittiamo per ricordare a tutti che soprattutto d'inverno le caldaie bisogna assolutamente controllarle perché purtroppo non è la prima volta che succede qualche disgrazia appunto anni fa abbiamo avuto anche delle perdite di persone che hanno perso la vita appunto per il monossido di carbonio. Buongiorno, allora anche oggi un articolo molto interessante, anche oggi ieri è sulla Nuova Venezia che parlava che anche in America hanno fatto un bando per la progettazione di un sistema di paratoie mobili per difendere la baia del Texas dai cataclismi che ci sono, dagli uragani fortissimi, l'ultimo quello del 2015 Katrina che ha fatto 1800 morti e miliardi di dollari di danni. Anche gli americani, l'abbiamo ripreso ieri su Chiusa Azzurra. Oggi l'articolo interessante è qui sul Gazzettino e cita l'ingegner Cecconi, che è stato l'ex capo della control room del Mose, in cui dice che il Mose, che ricordiamo ancora una volta è stato scelto dagli ingegneri del Mose dopo aver valutato altre soluzioni, tra cui quella famosa del porto di Rotterdam, ma poi hanno deciso questa soluzione in quanto è modulare e l'ingegnere Cicconi è sempre stato molto preciso su questo, aveva indicato più volte, aveva consigliato l'utilizzo modulare del Mose perché appunto quando è stato progettato è stato pensato appunto di utilizzare una parte, quindi a seconda delle maree. In questo caso siccome in questi giorni sapete che c'è stata queste bassissime maree che hanno messo in crisi proprio la viabilità interna lagunare delle comunicazioni veneziane, quindi i vaporetti non potevano passare per certi canali in pratica, lui afferma, e lo riporta qua l'articolo del Gazzettino, che si potrebbe pensare di utilizzare il Mose anche per questo. Ovviamente è stato concepito per impedire alle alte maree di entrare, e non per viceversa per trattenerle, ma comunque alzandole anche solo da una bocca di porto, cita quella del Lido, potrebbe essere diciamo una soluzione per trattenere un po' l'acqua per quel po' di ore invece di arrivare a diciamo picchi così estremi. Ecco, sempre il Gazzettino ci permettiamo di riportare che Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. In via Cristoforo Colombo i cittadini si lamentano per la manutenzione del verde che definiscono non realizzata come si dovrebbe, con interventi limitati al taglio delle foglie e alle radici degli alberi, ma nessun intervento sembra venga fatto sotto le siepi. A quanto dicono i residenti di via Cristoforo Colombo, non passa giorno che non si vedano, tra l'altro, passare ratti indisturbati. Il consigliere Montanariello Dem sostiene che le responsabilità cadano in capo all'amministrazione comunale.
Non ci sarebbe ancora un contratto con impresa addetta al verde pubblico e non ci può ancora essere quindi una progettazione globale, ma solo affidamenti diretti sotto soglia. Gli uffici vanno avanti come possono, ha affermato Montanariello, aggiungendo che gli stanziamenti sono rimasti gli stessi dello scorso anno, nonostante l'aumento delle aree verdi di cui prendersi cura e la necessità lo scorso anno di aggiungere 100.000 euro ai 600.000 di stanziamento. Si chiede il consigliere se si tratta di incapacità politica o di menefreghismo, aggiungendo di aver predisposto un'interrogazione per capire come uscire da questa situazione. Denunciato dalla Guardia di Finanza di Rovigo il rappresentante legale di un'azienda polesana che avrebbe importato quasi 200.000 mascherine chirurgiche e dispositivi medici secondo procedure irregolari. L'indagine portata a termine nei giorni scorsi dai finanziari del Comando Provinciale di Rovigo è durata svariati mesi e la denuncia è per il reato di frode in commercio. L'ipotesi di un reato era emersa dopo un controllo tra vari database da cui sembravano affiorare irregolarità in fase di importazione di mascherine di tipo chirurgico. Grazie alla disponibilità degli uffici doganali si è potuto appurare che i pezzi giunti in piena epoca Covid in modo irregolare fossero circa 200.000, un lotto privo di certificato di conformità valido e uno con certificato rilasciato da soggetto non idoneo a farlo sul territorio europeo. Lotti quindi importati e distribuiti privi delle certificazioni e autorizzazioni necessarie, ceduti a enti pubblici e a soggetti che esercitano servizi pubblici essenziali. Sia l'amministratore che l'azienda dovranno pagare per il reato messo in pratica. L'onorevole europarlamentare Rosanna Conte della Lega, dopo essere stata a Chioggia a incontrare la delegazione somala, si è recata in Ecuador per una serie di incontri ad alto livello con le autorità locali e nazionali e con i rappresentanti del settore pesca. L'incontro ha fruttato un utile scambio di vedute e un confronto ed è stata un'occasione per fare il punto sui progetti che vedono una sinergia tra Italia, Unione Europea ed Ecuador, soprattutto nell'ambito della sostenibilità, attivando un monitoraggio delle iniziative già avviate. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Una fattoria dove si allevano campioni, quella di Rudy Davide, che al campionato regionale 2022 Fitetrek Ante Veneto ha partecipato vedendo uno snocciolarsi di premi tra i suoi allievi, premiati lo scorso sabato. Eva Boscolo Chio in sella Playboy si è aggiudicata il titolo di campione regionale nella Western Pleasure, vicecampione nella Ranch Riding e terza classificata nella All Around. Vittoria Veronesi in sella Sisso ha conquistato il titolo di vicecampione Western Pleasure, il terzo posto nella All Around. Un ottimo risultato anche per Anna Danielato che ha svolto solo 2 tappe. Congratulazioni da parte dell'istruttore di terzo livello Rudy Pagan. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.